Oggi i modi di vivere delle persone, i modi di lavorare, i modi di produrre, i modi di studiare stanno radicalmente cambiando. Il punto è se accompagniamo le comunità a essere più vive o accompagniamo le comunità a scomparire. E qui c'è proprio, mi viene in mente la canzone di De Gregori, ma tu da che parte stai? Stai dalla parte di chi sta cercando di trasformarsi positivamente o da chi verrà ulteriormente risucchiato da un sistema che gli porterà via tutto? E gli NPL sono, secondo me, vanno portati dall'essere un problema a essere una risorsa, ma anche questo l'abbiamo sempre fatto. Noi ogni risorsa residuale considerato un problema per altri, ricordavo i contadini, no? I contadini che non avevano da comprarsi erano un problema per la società, la modalità del credito li ha accompagnati a ricostruire una possibilità di dignità. La stessa cosa vale per le case che oggi galleggiano dentro i bilanci delle banche portando una serie di problemi di capitalizzazione eccetera eccetera. Bisogna ripensare queste case in forme di abitare nuovo e trovare i soggetti, e sono tanti, nel terzo settore se ne può trovare a Iosa, disponibili a fare una scommessa vera per riportare a valore queste case. Se si ha in mente il vecchio modello della casa da vendere alla singola persona per farci il 30% di guadagno, il film è finito. Le cose che sto cercando di dire non sono, diciamo, oggi una riflessione che fa una minoranza. Il grande capitale si sta tutto spostando di lì, basta pensare a come Facebook utilizza le parole, comunità, amici, condivisione. Che parole sono queste? Sono le parole esattamente delle comunità e in particolare delle comunità cristiane. Ma la stessa cosa, quando si parla di sharing economy, sostanzialmente si descrive una forma cooperativa, costruire il valore assieme. La domanda è, ma perché noi ci facciamo scippare queste parole dentro forme speculative dal punto di vista economico e non siamo capaci di ritrasformare queste parole dentro però una cultura e una tradizione che è nostra?